Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu e quello che vi sto presentando in questo momento è un trivano ampio. Siamo nella parte di Quartu che si avvicina verso via Fadda, esattamente nella via Alghero. Siamo direttamente sull'immobile e siamo di fronte al portoncino d'ingresso, nella parte appunto di ingresso. Secondo piano, non c'è l'ascensore, ma abbiamo sopra di noi un lastrico di copertura coperto basso con una tettoia. Dall'ingresso direttamente sulla parte, diciamo, delle scale condominiali abbiamo appunto una divisione netta tra quella che è la zona giorno, distinta con soggiorno qua alla mia destra e cucina abitabile alla mia sinistra, e invece dietro l'inquadratura, vi farò vedere tra poco, ci sono due camere, tutte e due abbastanza ampie, una di taglio matrimoniale e un bagno. Iniziamo con la zona giorno. Estremamente ampia, gli impianti sono quelli originali, così come la pavimentazione. Soggiorno che apre in una simpatica veranda. Siamo da questa parte e ci possiamo affacciare direttamente sulla via Alghero, ok? E questo è il balconcino. Lì in fondo abbiamo la via Marconi e qua dietro alle nostre spalle la zona relativa alla via Fadda. Porta finestra del soggiorno. Altra situazione, qui invece abbiamo la porta finestra della camera matrimoniale che vedremo dopo. Ritorniamo all'interno. Riattraversiamo il soggiorno e di fronte alla zona d'ingresso abbiamo la zona cucina abitabile. Una di quelle cucine abitabili come una volta, ok? Abbastanza ampie da contenere tutta quella che può essere appunto rimodulata, ristrutturata come zona cottura, e questo chiaramente immancabile nelle case dove sì, è vero che cucina i fornelli, ma il piacere di cucinare anche qualcosa alla griglia non ha prezzo. E di qua doppia finestratura con un balcone che dà direttamente visuale, oltre che sui monti che danno poi sulla 554, anche nel cortile interno. Comodissimo, un piccolo ripostiglio assolutamente sanato da questa parte per ricoverare tutti gli attrezzi. Il balcone prosegue chiaramente lungo qua, dove ha accesso la porta finestra della seconda camera. Rientriamo sull'immobile, perché ora andiamo a visitare la zona notte. Porta a vetri ci conduce nella zona notte e qui abbiamo un altro spazio di disimpegno. Suddivisa la zona notte in, da questa parte la camera matrimoniale, dietro alle mie spalle il bagno finestrato e da questa parte una cameretta comunque abbastanza ampia. Iniziamo dalla camera matrimoniale. Camera matrimoniale, abbastanza ampia, ok? Tutti questi spazi utilizzabili, tra l'altro che tramite porta finestra, così come abbiamo visto prima col soggiorno, conduce allo stesso balconcino comunicante col soggiorno. Ok, richiudiamo, riattraversiamo e da questa parte bagno. Il bagno è estremamente compatto, ma contiene tutto quello che deve contenere un bagno, soprattutto finestrato, a vasistasi in alto, lavello, WC, bidet e da questa parte sicuramente l'ampio spazio dedicato alla doccia. Da questa parte ultima stanza da visitare. Questa abbiamo un laminato a terra, è una stanza che è attualmente attrezzata come camera matrimoniale, ma è una cameretta di dimensioni, così come le nuove costruzioni chiaramente non hanno. Ricordiamoci sempre, da questa parte porta finestra che conduce nel balcone, ok, nella parte diciamo del cortile interno. Bene, vi abbiamo presentato a Quartu, siamo nella via Alghero, siamo adiacenti poi alla zona di via Fadda. Questo è un trivano con un soggiorno, con una cucina abitabile. Siamo al secondo piano di una palazzina, in un mini condominio senza ascensore, con la possibilità al piano superiore di avere un lastrico solare con una copertura comunque bassa ma utilizzabile. Questo potrebbe essere il prossimo vostro investimento, il prezzo è sicuramente interessante e ricordate che potete seguirmi nelle mie pagine professionali Roberto Puddu, agente immobiliare, posso vendere anche la tua.